Il vino italiano in USA è sempre più amato. L'osservatorio With Vinitaly, The Way to North America, dice che sono stati 600 milioni le bottiglie made in Italy che nel 2021 hanno preso la direzione di USA e Canada. Ma come stanno le produzioni artigianali? Lo abbiamo chiesto all'associazione Vite. Il mercato artigianale o naturale, come si voglia chiamare, è molto importante negli Stati Uniti, ha un flusso che ormai è partito da una decina d'anni e sempre più sta diventando più consistente e più importante sul nostro mercato. Noi siamo focus nelle nostre realtà da tanti anni solo su questa tipologia di vini, che credo sia il percorso anche evolutivo del mondo del vino. Gli Stati Uniti sono sempre un mercato trainante per quanto riguarda il vino, sia per l'Italia che per altri paesi, e una cosa molto bella è che sta trovando molto spazio questa tipologia di vini, perché l'americano ha una grande facilità di approccio al vino, una grande facilità di approccio e del provare, e secondo me è un mercato che avrà sempre un'evoluzione positiva. C'è una storicità del vino italiano che va dagli anni 60, quando si beveva soltanto Pinot Grigio e grandi nomi del Barolo. Oggi Barolo ha ancora il nome, se bisogna parlare di una denominazione più importante, ma c'è una grandissima apertura, come è stato anticipato Alessandro, verso appellazioni più oscure, verso vitigni autoctoni di grande storicità, no? Sappiamo che il patrimonio ampelografico italiano è il più grande del mondo e stanno avendo un grande successo negli Stati Uniti.